è una risorsa che bisogna che rivalutiamo, che facciamo conoscere, perché ed è evidente che non c'è solo una questione di irrigazione come produzione di cibo, e senza dimenticarci che poi il cibo è anche alimentazione e anche salute, quindi un buon cibo significa anche avere una salute migliore, quindi da questo punto di vista in Veneto siamo sicuramente all'avanguardia, ma l'acqua in un sistema significa tantissime altre cose, ci dimentichiamo di un paesaggio, ci dimentichiamo dell'ambiente, tutto questo fa sì che abbiamo il nostro Veneto, che abbiamo le nostre strutture, e questo porta anche a ragionare di turismo, per cui senza un territorio che in certe realtà è praticamente riportato all'ambiente, perché ci sono intere aree della nostra regione che senza l'acqua dei consorzi sarebbero, specialmente d'estate, dei piccoli deserti. Quindi è evidente che questa partita dell'irrigazione è una partita che si incrocia, ma come tantissime altre questioni, tantissime altre cose, si incrocia per quello che riguarda i consorzi bonifica con una serie di questioni ambientali, ma anche turistiche e quindi anche economiche. Irrigare quindi non vuol dire sprecare acqua. Assolutamente no, assolutamente no. Irrigare significa far sì che si dia la possibilità ad un sistema, ad un territorio di usare meglio l'acqua. L'irrigazione non consuma l'acqua ma la utilizza. Gran parte di quest'acqua poi viene riutilizzata nelle falde, per cui poi viene riadoperata per uso civile, per cui siamo convinti che questo sia il vero scopo. È poco conosciuto ma è così. Perché avete scelto proprio questo tema per affrontarlo qui al questo evento parallelo dell'Expo milanese? Ma perché ci sembrava, quando l'abbiamo pensato ci sembrava, innanzitutto parlare di acqua a Venice, acque credo sia il tema centrale rispetto a quest'anno, rispetto appunto anche alla situazione che stiamo vivendo e il luogo. E poi quando l'abbiamo pensato eravamo in piena stagione di siccità, eravamo in piena stagione irrigua e volevamo far capire ancora una volta la necessità di investire, la necessità di investire in trasformazioni irrigue, la necessità di investire per dare risposte al nostro territorio, perché è evidente che senza risorse e senza investimenti strutturali questo ritmo non riusciamo a tenere e rischiamo di fare danni irreversibili.